Va ora in onda Potere al Popolo. Libertà, libertà, vai, 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 libertà, ragazzi, libertà, libertà, ma è che è una bella parola, eh. Guarda che è una parola bella tosta, libertà. Secondo me abbiamo fatto bene a chiamarci così, eh. Da Radio Padania a Radio Libertà c'è una trade union, secondo me, importantissima. Come va? Come va? Buongiorno. Che allegria. Che allegria anche quest'oggi, ragazzi miei. Ci sono notizie da far accapponare la pelle. Cioè, d'altronde, io posso capire quelli che hanno smesso di guardare la televisione, ascoltano noi, certamente, e certa informazione uno dice basta, basta ragazzi miei. Chiaro che qui in redazione, che sono tutti tifosi, hanno tutti dei bronci, dei musi lunghi, attapirati, per sta menata, insomma, degli ultras. Hanno arrestato gli ultras di qua e di là, dell'Inter e del Milan, facevano finta di picchiarsi, no, si menavano proprio, ma quando andavano a casa facevano affari d'oro. Su di voi tifosi, ma roba da pazzi. E secondo me dovremmo cominciare anche a mettere i puntini sulle i, faccio un po' il Nero Tajani della situazione, cioè come c'è una buona politica e una politica meno buona, e secondo me c'è anche un calcio buono e un calcio meno buono. Dite di no, non lo so, io sapete che odio il calcio, che sono la persona giusta per parlarne, no? Per me, cosa? Lo sapete che cosa bisogna metterci nei campi? I pomodori, coltivare i pomodori. Per me bisogna coltivare i pomodori nei campi da pallone. Chiaro che se va avanti così, cioè come uno dice basta, cos'è che ci dite quando facciamo qualcosa che non vi va? Basta, non sono più della Lega. È bella questa frase, no? Che uno dice cazzo, non è più della Lega, e adesso come faccio, no? A questo punto uno dovrebbe dire basta, non sono più interista, non sono, no, non funziona così, no, vabbè, si scherza, dai, ci mancherebbe altro. Guardalo lì, l'orologio di Radio Libertà, ragazzi, questi sono i sogni erotici di coloro che arriveranno a Pontida domenica prossima. Già, la prima cosa che farete, io lo so, verrete a trovare Picciu, guardalo lì, grazie Lorenzo, l'orologio di Radio Libertà, molto elegante, va bene per la taverna ma anche per la cucina, con 10 euro ve lo portate a casa, chiaro, dovete venire a Pontida questa domenica, venire a trovare, cercare o meglio lo stand di Radio Libertà, perché non ce n'è uno, due, tre di stand, siamo in decine di stand a ferro di cavallo intorno al sacro Pratone, e già che siete lì è chiaro che salutate il sottoscritto Sammy Varin, che sarà immancabile. Già alle 7 del mattino il Sammy Varino sarà allo stand, e poi salutate il nostro staff, perché ci saremo tutti quanti, il condirettore Cainarca, il direttore Sallusti, in giro per il Pratone e nel retropalco a intervistare i big della Lega e quelli internazionali che arriveranno. Insomma, un bel programma, bello tosto domenica prossima. La cosa bella che la vivremo quella domenica tutti insieme, che veniate a Pontida oppure no. Perché? Perché ci sarà la diretta speciale su queste frequenze già a partire dalle 8 alle 9 del mattino, ci sarà gente in giro per fare rassegna stampa, e poi la diretta dallo stand di Radio Libertà con il sottoscritto Sammy Varin finché non cominciano gli interventi dal palco. Ma bando alle ciance, signori, noi partiamo con Potere al Popolo, anche quest'oggi, tra pochissimo le vostre telefonate in diretta per commentare i fatti del giorno, ma subito la canzone indipendente, un duo emiliano che ha lanciato un nuovo tipo di musica, lo slow pop living. Che cacchio vuol dire? Sentite questo pezzo di Alberi Noi.
È un gruppo filoputiniano sopra la tua pelle sovietica. Li selezioniamo accuratamente, signori. Ma che alberi noi! Si chiamano così, vi giuro. Questi sono due dall'Emilia che hanno lanciato questo nuovo modo di fare musica e che cantano in questo pezzo intitolato Amo dove si va, amo con l'apostrofo, cantano la quotidianità, i piccoli litigi che ci sono sempre tra coppie, che possono portare però a una crescita, a un miglioramento del rapporto di coppia. Bravi, bravi alberi noi. Ogni mezz'ora Sammy Varin nella trasmissione Potere al Popolo ha sempre in onda un artista indipendente, sappiatelo, ma adesso tocca a voi. Già, già, già. Come ogni giorno Sammy Varin dà spazio alle vostre telefonate in diretta, parliamo di territorio, parliamo di notizie nazionali e internazionali, parliamo di quello che volete. Basta chiamare 0292947222 o inviare un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Vediamo dove ci portate quest'oggi. E ci portate nella steppa sconfinata. A 40 sotto zero se ne infischiano del gelo i cosacchi dello zar. Se, oh, te l'ho detto che oggi non siete per niente allegri. È morto Popov, è morto Popov. Era il mio eroe, c'avevo la cassettina dello Zecchino d'Oro nel registratore. Sì, non erano ancora gli anni 70 e Sammy Varin ci giocava già ascoltando la cassetta dello Zecchino d'Oro e la canzone del vincitore, Walter Brugiolo. Se n'è andato a soli 63 anni, tanta tristezza, ma soprattutto questa canzone che è rimasta nella storia vincitrice dello Zecchino d'Oro, è andato avanti, ancora adesso ce lo ascoltiamo, io me lo sento in macchina, nella steppa sconfinata, e ancora, sì, sicari, c'è qualcuno ancora che è rimasto un po' scioccato di sta frase del Papa, quelli che fanno abortire sono sicari. Solo qualcuno è rimasto scioccato perché il Papa ormai dice tutto e il contrario di tutto, per cui lo so, il cerchio, la botte, un colpo di qua, un colpo di là, è peggio di un politico, è diventato peggio di un politico. Santo Padre, arriva il fulminaccio, non arriva. 0292947222, c'è Sammy Varin che vi ascolta, pronto, chi parla? Buongiorno Lisetta. Buongiorno. Allora, prima cosa, signor Sammy, sulle elezioni della provincia di Bergamo stiamo vincendo perché la Lega è il primo partito. Questa è una notizia. Facciamo schifo in Bergamo città perché vince sempre il PD, ma almeno in provincia ci siamo, vai. Ecco, dai, è una bella notizia. Dai. Poi, seconda cosa, naturalmente domenica 6 ci siamo a Pontida. Il 7, signor Sammy, c'è la ricorrenza della battaglia di Lepanto. È vero. E di Lepanto voglio dire due parole naturalmente, riguarda anche il mio Veneto. Allora, da una parte i cristiani, dall'altra i musulmani, il più sanguinoso scontro mai combattuto nelle acque del Mediterraneo, signor Sammy. Fu una vera crociata contro gli infedeli, voluta dal Papa e vinta a dispetto delle rivalità, dei tradimenti e degli opposti interessi degli alleati. Grazie, e lo voglio sottolineare, a un'arma segreta messa a punto dai veneziani. I veneziani sono sempre stati i miei forti. Vi saluto e buona giornata. Grazie per averlo ricordato. Certamente adesso ci sono altre armi segrete, tutti ci guardiamo naturalmente il cellulare, ma non guardate sul canale 252 perché è apparso un losco figuro con i miei occhiali gender, veramente. Beppe Braga, ma se ti vedono i tuoi genitori, dai, cosa possono pensare? Cosa possono li hai lasciati qua davanti? Ho tirato su un ragazzo così bene, esatto, ha fatto una bella carriera, eccetera, e adesso sono Radio Libertà, che è una meraviglia. È bello di essere liberi di trasmettere quello che si ha in testa in quel momento, no? E mi riprendo gli occhiali gender, me li metto via, mica che qua. Guarda come è geloso delle sue cose. Buongiorno Beppe Braga, il Buongiorno coordinatore del sito di Radio Libertà. Abbiamo giocato un po'. Di cosa si parla quest'oggi? Guarda, oggi aspetta che chiudo un attimo il telefono perché sennò
Hai paura che Sì. esploda? No, No, che meglio, esploda meglio. no, cioè, non chiudi, non chiudiamo. sono esbollante, no, questo Non no. è sbollante, ma No. sai, magari sbagliano ogni tanto, se ne vendono No, qualcuno per anche ad carità, no, altri, no, no, no? no, no, questo qui me lo sono Guarda che la sta proprio spegnendo. No, no, Bravo, bravo, bravo. tagliamolo di torno. Mi hai messo paura, Certo, Sammy. certo, via i telefoni, Fai- via. L'hanno detto anche i Coldplay, l'altro giorno al concerto, ha Sì. detto basta, spegnete i Esatto. telefoni, c'erano FIFA anche loro, non No, si sa mai. Sì, ma adesso li spengono tutti, no? Esatto, È un esatto. incentivo, no? Adesso anche in classe non si possono più usare. C'è un motivo, Certo. perché possono esplodere, che cavolo, già li Uno in più. menano, gliene fanno di tutti i colori ai poveri professori, adesso facciamo i telefonini esplosivi. Sito di Radio Libertà, preziosa controinformazione quotidiana, dove trovate quello che non trovate sugli altri siti. Esatto. Allora, buongiorno. Allora, questa mattina abbiamo una bellissima intervista fatta da Giulio Cainarca, a radio questa mattina, poche Oh sì, ore al fa, presidente. al presidente Attilio Fontana. Bellissimo, È bellissimo. l'apertura del nostro sito di questa mattina e vi consiglio caldamente di andarvela a sentire perché vengono toccati davvero moltissimi temi che riguardano in particolare l'autonomia differenziata e dove il presidente Fontana in maniera cogente smonta molti teoremi, anzi tutti i teoremi della sinistra, che sono teoremi vuoti per l'appunto, tant'è vero che abbiamo titolato Elli sull'autonomia mente sapendo di mentire. E esordisce però anche con una cioè con un'osservazione sulla cronaca che adesso diciamo immediatamente, perché sui fatti di cronaca sulle curve degli ultras, no, c'è questa inchiesta molto grossa, molto seria sulle curve milanesi. E lui dice che i fatti di cronaca sulle tifoserie di calcio lo preoccupano particolarmente perché la presenza del procuratore nazionale antimafia Melillo, dice, quando l'ho visto ho detto: "Oh, allora è una cosa davvero molto, molto seria, vuol dire che le infiltrazioni della malavita organizzata nelle curve sono molto profonde e quindi è necessario sicuramente alzare la guardia con molta più durezza." Ecco, questo è il commento del Potete sempre presidente. cambiare squadra, se siete tifosi dell'Inter e del Milan, andate a tenere un'altra squadra, ragazzi miei. Non si usa sta cosa, è come con la politica. Non so se Sai, qui sono quelli per che il dicono Bologna. allora io non voto più Lega perché non avete fatto questa cosa che volevano loro. Non si può smettere di tifare una squadra. Vabbè, Cioè, è come se non sei più islamico, subito ti vengono a cercare, apostata, che non si usa l'apostasia anche. No, In no, io sono calcio. rossoblù dalla nascita, bolognese dalla nascita. Quindi non tradiresti no, mai. neanche per idea, non vedo perché, sto comodissimo. Poi insomma, finché non arrivano Tu sei a Bologna, inchieste. siamo tutti tranquilli. Vabbè. E niente, appunto l'intervista a Fontana prosegue soprattutto sull'autonomia differenziata, è il concetto che dà il titolo alla nostra intervista, cioè Elly che mente sapendo di mentire. Dice che allora Elly Schlein e il PD fanno sempre molte dichiarazioni generiche però nel momento in cui sono tutte molto edificanti, poi dopo arriva la proposta della legge Calderoli che mette in pratica, no, delle proposte che sarebbero addirittura condivise e loro immediatamente si oppongono, no, perché? Perché si oppongono all'ammodernamento dell'Italia, quindi no al nucleare, no all'autonomia. No, e in realtà quello che si scopre, quello che ormai è evidente, dice Fontana, è che è proprio la sinistra a essere il covo dei maggiori conservatori e reazionari di questo paese, no, e la Schlein dice: "Mi indigna perché mente sapendo di mentire." E in effetti il concetto poi è quello che abbiamo già ribadito più volte, no, che il collega Bonaccini è stato il primo, insieme con Marroni e Zaia, a chiedere l'autonomia. Addirittura Bonaccini, sottolinea Fontana, ricorda, aveva perfino sottoscritto una procedura più ampia, più rapida e meno rispettosa dei diritti e delle prerogative del Parlamento di quanto invece non preveda la legge Calderoli, che è da quel punto di vista lì molto più morigerata. Ecco. E poi ha avuto anche, ecco, per dire, ha avuto anche un commento su quanto è scritto sul Corriere della Sera in un'intervista fatta al governatore della Calabria Roberto Occhiuto, che è di Forza Italia, il quale dice che l'autonomia non è più sentita come priorità neanche al nord, interessano altre cose, il lavoro, le tasse, la sicurezza e la crescita. Dopodiché suggerisce di fermare un attimo l'autonomia differenziata perché la legge Calderoli è stata fatta in fretta. Però, un momento, lui dice gli interessano a cose come il lavoro, tasse, sicurezza e crescita, che sono proprio gli argomenti dell'autonomia differenziata.
Quindi in realtà questo è un ossimoro, no? Una specie di cortocircuito, no? Anche dal punto di vista politico e intellettuale non si capisce molto bene, che l'autonomia in quella direzione va. Ecco, e questi e poi molti altri temi sono trattati Cioè, in capite, questa intervista, andatela a sentire. se siete veri leghisti, dovete andare sul sito radiolibertà.net e ascoltare l'intervista che Giulio Cainarca ha fatto questa mattina al presidente di Regione Lombardia. Assolutamente, perché da presidente di una regione importante che da sempre tifa per l'autonomia, la spiega davvero bene, e poi voi dovete spiegarla a chi ancora ha qualche dubbio, a chi vorrebbe davvero, questa volta è vero, dividere l'Italia facendo un referendum che mette il nord contro il sud, o meglio il sud contro il nord, perché noi non ce l'abbiamo con nessuno, noi ci prendiamo l'autonomia belli tranquilli, chi non la vuole va avanti uguale come prima, e quindi sarebbe il sud contro il nord, che è anche una roba inedita, perché di solito eravamo noi che dicevamo terroni, loro polentoni, sì, però adesso come va a finire sta cosa? Non lo so io. Adesso che abbiamo capito che dicevamo cazzate, abbiamo capito che era una cazzata anche la secessione, perché bisogna stare uniti all'interno delle differenze, ma anche delle responsabilità, e adesso si mette la sinistra a dividere l'Italia. Ma. Altro tema interessante, importante anzi, è l'editoriale di Giovanni Sallusti, il nostro direttore di questa mattina, che tocca il tema di Israele che sta mettendo, titoliamo, gli stivali sul terreno del Libano, e questi stivali sono anche i nostri. Ecco perché non li trovavo più stamattina. Esatto. Dove cazzo sono gli stivali? Che inizia a piovere? E neanche piove ancora. E infatti, vabbè, sono i miei. sono i tuoi, Ma esatto, guarda, ma si sono vede anche i tuoi, proprio. ce l'hanno gli israeliani in Libano. Esatto. Senza dirmi niente me li han presi su, però insomma, almeno avvisare, no? E Sallusti ricorda questa cosa, attenzione, perché questa operazione, che è dichiaratamente mirata non a invadere il Libano o a occupare il Libano in maniera permanente, ma semplicemente a rimuovere dagli enclave terroristi di Hezbollah che continuano a minacciare i civili israeliani, no? Perché Hezbollah ha come nel suo statuto la distruzione fisica e totale di Israele. Poi anche gli altri non è che li trattino bene, cioè diciamo che noi non li stiamo simpaticissimi, anche noi. Comunque noi continuiamo a ricordare che Israele è l'avamposto della democrazia, l'unica democrazia del Medio Oriente, no? Ed è anche per noi è un punto di riferimento importante, mentre ha già messo praticamente quasi a tacere Hamas, perché l'ha schiacciata nella parte sud di Gaza, ha ucciso Ismail Haniyeh mentre era in Iran, altro smacco anche dei suoi protettori, condanna Yahya Sinwar a vivere come un fantasma, e adesso sta guardando al fronte Hezbollah e il fronte libanese. Noi una cosa che noi non dobbiamo dimenticare, il vero tema è che gli stivali di Israele che vanno in Libano sono anche i nostri, perché sono questa operazione è finalizzata ancora una volta a neutralizzare i terroristi, a neutralizzare i tagliagole che sono mandati dall'Iran, da Teheran, dal 79, quando la rivoluzione khomeinista, che venne ma anche piuttosto celebrata dalla sinistra. Ricordiamo che Michel Foucault vedeva in Khomeini una specie di liberatore terzomondista, no? E invece è un tagliagole, anzi è il mandante di tutti i tagliagole. Ecco, insomma, dobbiamo ricordare in questo punto che noi siamo in una posizione comoda perché è Israele che sta mettendo gli stivali al posto nostro, ma quantomeno non dobbiamo dimenticarci questa cosa. E in questo Sallusti cita, e questa la dovrei leggere perché è una frase molto importante, cita una frase di Oriana Fallaci, e ora vi dico il virgolettato: sono sionista perché sono donna europea e occidentale. Sono sionista perché non mi piace che sgozzino la gente, che lapidino le donne, che uomini adulti sposino bambine. In definitiva sono sionista perché sono egoista e so che se muore Israele, il nostro migliore e più coraggioso alleato, moriremo anche noi con lui.
Ecco, allora il nostro richiamo è questo, che a questa consapevolezza culturale minima, no, di sopravvivenza individuale e collettiva in quanto civiltà, no, è sufficiente questo per stare con Israele, perché la sua trincea è anche la nostra. Quindi insomma non cercate i vostri stivali perché sono in Libano e chiaramente servono a far fuori terroristi che prima o poi arriverebbero a rompere le balle anche dalle nostre parti. Siatene certi, non incolpate il vostro pizzaiolo, non è ancora ora, è ancora dormiente, aspetta che gli suoni, non esploderà il suo telefonino. Sto scherzando, salutiamo i pizzaioli di ogni origine straniera che fanno la pizza buonissima e anche il kebab, di cui io sono ghiotto perché mangio tutto, qualunque cosa. Sei ghiotto di Ho perso un amico, ho perso un amico. Sei un ghiottone. Sono un ghiottone, esatto, orso ghiottone. Grazie a coraggio, Beppe Braga. Anch'io ormai faccio così, no? Perché come sai, chi va al mulino si invarina. Eccola la frase capitale, signori, che sarà lo slogan di ogni nostra mattina. la potreste trovare sul retro di questi Io vorrei. portachiavi di Radio Libertà che distribuiremo a Pontida. Non sarebbe male. Io lo Su vorrò ogni personalizzato. portachiavi Sì. C'è uno scioglilingua diverso. Non c'è uno scioglilingua, è un motto. È un motto, ok. Quindi tra un articolo si invarina. Tra un articolo e l'altro metti giù dei motti così facciamo. Ragazzi, 10 euro per portachiavi gli deve pur valere, capito? E così vale ancora di più. 15 euro, aumentiamo. Scateneremo la creatività di Radio Libertà. Grazie Beppe Braga, fatevi un giro. Grazie a tutti, buona giornata e a domani. Grazie, a domani. Il sito è quello di radiolibertà.net. Notizie inedite, certo, ma soprattutto avete sentito meditazioni inedite che molto spesso sono abbastanza taciute sugli altri siti dove bisogna fare favori di qua e di là. Noi facciamo favori soltanto a voi ascoltatori, riempendovi certo di controinformazione, come quella che trasmetteremo tra pochissimo. Adesso ci colleghiamo con il Parlamento per sentire dalla viva voce del nostro rappresentante che cosa sta succedendo, ma subito dopo, certo, ritorna Sammy Varin e questa volta apro davvero le linee. È stata una falsa partenza, poi è arrivato Beppe Braga. Stavolta apriamo le linee senza filtri né censure. Cominciate a prepararvi allo 0292947222. Voglio sentire le vostre voci sull'argomento del giorno, che non so qual è, me lo dovete dire voi, anche tramite WhatsApp. Memorizzate il 340 6709 659 sul vostro cellulare. E certamente non mancheranno i pullman, li sto proprio cercando, guardali qua, bellissimo, il popolo del buonsenso, Pontida, domenica 6 ottobre, sono sul sito legaonline.it/Pontida24, ma potete scrivere semplicemente su Google Pullman Lega per Pontida. Ragazzi, stanno uscendo centinaia e centinaia di pullman che la prossima domenica, questa domenica 6 ottobre, vi porteranno sul Sacro Pratone di Pontida. A tra poco. Qui Parlamento. Grazie Presidenti, onorevoli colleghi, Vice Ministro Gava, Ministro Calderoli. L'Assemblea oggi avvia la discussione della proposta di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale del 31 gennaio 1963 numero 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, nel testo licenziato dalla prima commissione. A seguito dell'approvazione di 3 proposte emendative, il provvedimento ora all'esame dell'Assemblea è composto da 10 articoli rispetto agli originali 7. Relativamente al contenuto della proposta di legge costituzionale, rilevo che l'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica con prevalenti finalità di manutenzione normativa l'articolo 5 dello Statuto, che individua le materie in cui la Regione esercita una potestà legislativa concorrente, sostituendo al numero 18 le parole edilizia popolare con edilizia residenziale pubblica. Evidenzio che l'articolo 2, non modificato nel corso dell'esame in sede referente,
reca una modifica all'articolo 7 dello Statuto per aggiungere tra ambiti di potestà legislativa regionale la possibilità di istituire nuovi enti di area vasta e di modificare la loro circoscrizione e denominazione d'intesa con le popolazioni interessate. In merito, signor Presidente, ricordo che la Regione Friuli Venezia Giulia, al pari delle altre regioni a statuto speciale, ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. E rammento altresì che l'espressione enti territoriali di area vasta è stata utilizzata per la prima volta dalla legge numero 56 del 2014. In mancanza di un'esplicita definizione normativa, l'ente di area vasta può essere inteso quale livello di governo intermedio tra il comune e la regione, corrispondente all'ambito territoriale ritenuto ottimale per lo svolgimento di funzioni che per il loro esercizio unitario necessitano di una dimensione sufficientemente estesa. Faccio poi presente che l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce l'articolo 8 dello Statuto, stabilendo che la Regione esercita funzioni di programmazione, nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità con i principi della Costituzione e del presente Statuto. L'articolo 4, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'articolo 11 dello Statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della Regione, affermando che gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale. La disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma della Costituzione. Qui Parlamento. Si pensa, la musica serve anche per pensare e nella trasmissione di Sammy Varini i pensieri sono quasi sempre inediti, perché quello che diciamo su queste frequenze dalle altre parti gira poco. Anche la musica, e in questo caso lei, laureata al conservatorio, è nota per il suo stile pop punk, ma oggi in questa canzone tocca le corde dell'anima, parlando del vuoto. Sì, il vuoto, si intitola proprio così, Vuoto, questa canzone.
comunicazione. Vuoto che amici, sogni e la grinta che abbiamo tutti i giorni a volte non bastano a colmare quella sensazione che ti viene nei momenti più strani della serata. Vuoto, la nuova canzone di Rox con 2X, ROXX, la trovate su tutti gli store digitali e anche naturalmente su YouTube. Brava Rox, è tempo di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E naturalmente chi ci guarda in TV sul canale 252 o sui social o sul sito radiolibertà.net già ci sta seguendo, nel senso che oltre al faccione di Sammy Varinone, oltre all'orologio di Radio Libertà che vedete inquadrato, oltre ai gadget di Radio Libertà ci sono anche, guardale lì, grazie Lorenzo, i portachiavi in legno bruciacchiato con scritto Radio Libertà, e ce n'è uno anche da collezione con il faccione di Sammy Varinone. Ho visto che dietro si può scrivere con la penna, per cui dietro più che volentieri l'autografo di Sammy Varin non mancherà, ma se beccate qualche altro big della Lega potrete farlo autografare anche lui. Non male! Questi sono i gadget che troverete domenica prossima sul Sacro Pratone di Pontida allo stand di Radio Libertà, ma mentre io parlo girano tante immagini, tante fotografie, che è la comunicazione ufficiale della Lega e del centrodestra, in generale ciò che circola in rete. Ed è utile perché vi fate un'idea anche della comunicazione che stiamo portando avanti contro queste gigantesche navi potentissime che sono quelle della sinistra, che se dicono una cosa loro, l'ha detto Repubblica, allora vuol dire che è vero. Come questo, guarda qua, Circo Massimo Giannini, Circo Massimo, dice: il piccolo Hitler d'Austria fa litigare le destre, la feccia nera avanza, la sorella d'Italia tace. Che spiritoso Massimo Giannini. Chiaro che non posso dire che non abbia ragione, perché questa cosa che ha detto l'arabo Tajani ieri, commentando la notizia della vittoria della destra in Austria, rigurgiti neonazisti, rigurgiti neonazisti. Tajani, tu che sei centrista, moderato, morigerato, una persona seria che dice delle cose assolutamente scontate, che direbbe anche un bambino, vai a sparare su questa cosa molto 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 volgare, rigurgiti neonazisti, perché la gente ha votato un partito di destra, guarda caso, contro la guerra, contro quello che sta portando avanti questa Europa, eccetera. Cioè, tu dovresti essere per la democrazia, uno che vota democraticamente si è espresso. E allora Matteo Salvini gli ha risposto, devo dire, comunque io sarei andato molto più pesante, ma dato sono alleati non si può fare, scherzi a parte, Matteo Salvini ha detto qualcuno mangia pesante e dorme male come risposta, e oggi è chiaramente su tutti i giornali, e gneniero, l'arabo Tajani ha mangiato troppo couscous, direbbe Sammy Varin, che per fortuna se lo le dice solo a questo microfono, perché siamo qui chiaramente a ridere, a scherzare anche su fatti politici molto seri. Sentiamo le vostre voci, 0292 94 7222, questo potete fare, dire la vostra senza filtri né censura su Radio Libertà, finché ci siamo, finché ci date una mano, magari acquisterete i nostri gadget a Pontida o ci aiuterete andando sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e dandoci il vostro obolo, fossero anche 5 euro. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, scusa, lì dopo le scatole. Prego. C'ho una canzoncina piccolina da dedicare ai nostri due partiti, che da quando sono su loro, o una parte o all'altra, io dico, purtroppo PD e Forza Italia, da quando sono su loro, noi qua andiamo sempre peggio. Allora niente, gli dedico questa canzoncina che sia molto, scusa, non posso gridare perché
come c'ho il cuore, vabbè. Comunque, Ma quale canzoncina? E volevo fargli una canzoncina e Forza Povertà, la sto scrivendo con un amico, poi perché non voglio far perdere tempo alle altre persone. Va bene. Però guarda, queste due persone, questi due partiti qua, non so, o quando sono su uno, quando sono sull'altro, ci fa fatica a trovare lavoro, c'è questa difficoltà enorme. Te ne vai sui centri impiego, sono lunghissimi, addirittura ti danno un appuntamento settimana per settimana. La gente deve trovare lavoro, anche se hai 60 anni, ma devi trovare lavoro. È minimo. Trovare lavoro. Bravo, grazie. Facciamo del puro cantautorato da chi il lavoro lo sta cercando. Lo sapete, il nostro ascoltatore cerca lavoro anche per lavorare nei campi, eccetera, e fa lavori saltuari, ma non si riesce a campare con lavori saltuari. E facciamo una canzone che poi la diamo in mano. C'è un fracco di produttori qua e facciamo successo. Luca da Brescia protesta sull'autotuning, ma ci mancherebbe. La ragazza di prima, Rox, ogni tanto bisogna usarlo l'autotuning per penetrare le fasce più giovani, ok? Certo, poi chiaro, dal vivo questa canta bene comunque. Un'altra telefonata, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Il discorso che dicevi, cosa hai notato, no? Queste notizie di questa mattina, è la canzoncina che avrà cantato Larry Finch alla Melona. Il gruppo, uno dei gruppi di fondi più importanti che c'è al mondo per creare dei grandi disastri, BlackRock, che sono quelli che poi sotto comandano, perché noi andiamo a votare e poi i Fratelli d'Italia, Fratelli della NATO. Io mi auguro che la Lega riprenda a essere la Lega e recuperare un sacco di voti che abbiamo perso per colpa di una che si è venduta completamente. E poi basta vedere quello che è successo appunto con le elezioni democraticissime in Austria, che hanno vinto i nostri alleati del FPÖ. Ricordiamoci Georg Eiger, no? Come fu ucciso, perché dicono che ha avuto un incidente, Georg Eiger, ecco. E vediamo un pochettino anche il caro Lupi dei noi moderati, che ha detto assolutamente quelli. Quindi noi i nemici dobbiamo essere chiari a Pontida, che non si può andare avanti così, perché noi 15 miliardi che abbiamo dato al meccanismo europeo di schiavitù, non può venire Claudio Borghi a dire ma la Meloni non può scontentare. Allora il pilota automatico continua sempre ad andare avanti. Lì bisogna che Salvini prenda posizione, perché altro che autonomia differenziata. Se noi ci concediamo a questi criminali qui, non andiamo avanti da nessuna parte, perché tutto quello che sta succedendo sotto il profilo della magistratura, c'è un regista, è al Quirinale, ricordiamocelo bene, Laudati, Striano e compagnia cantante della Lega, che è sempre sotto attacco, e non è stato dato a Salvini la possibilità di fare il Presidente del Consiglio, mentre invece l'ha fatto Gentiloni, l'ha fatto addirittura Monti, il caro Draghi, l'ha fatto a suo tempo Prodi, quelli del Britannia nel 1992 che hanno svenduto il paese, hanno privatizzato delle cose che erano degli italiani. Ecco, e adesso continuiamo con la canzoncina. Grazie, la canzoncina, ragazzi, qui ognuno può incidere la sua, se andiamo avanti. Un regista al Quirinale. Per il momento noi ce l'abbiamo qua, il regista. Grazie Lorenzo che ci sta passando le telefonate, state facendo saltare i centralini, bravi 0292947222. A che ora è operativo il gazebo di Radio Libertà? Mi interessano orologio e maglietta, costo. Simone dalla Bassa Comasca. Simone, noi saremo dalla Marinella, che è quella che c'ha il bar Arcadia proprio vicinissimo al Sacro Pratone, verso le 7, 6, forse anche un po' prima delle 7, a fare colazione. Quindi il primo step è lì, ci troviamo a pucciare il biscotto nel caffè latte dalla Marinella, poi verso le 7:15, massimo 7:30, ma è già tardi, sicuramente anche prima, saremo già al gazebo di Radio Libertà sul Sacro Pratone questa domenica 6 ottobre. Chiaro che voi arrivate quando
volete arrivare, i gadget li trovate. L'orologio, lo sapete, noi stiamo vendendo questi gadget come contributo alla nostra radio, perché siamo con le pezze al culo. Vedrete il sedere di Sammy Varin, verrò con sedere pezzato per farvelo vedere proprio meglio. Il vostro contributo per noi è importantissimo, soprattutto per la nostra redazione, per andare avanti, anche semplicemente per comprarci la carta, non quella igienica ma quella per le fotocopie. Per cui vi chiediamo 10 euro, sembra di essere Vanna Marchi, signori, solo 10 euro per l'orologio di Radio Libertà, la maglietta, la stessa cosa, 10 euro, non di più, e anche i portachiavi da collezione in legno bruciacchiato. Vi chiediamo un contributo da 10 euro. Poi chiaro, se siete più straccioni di me, farete anche lo sconto, ve lo facciamo lo sconto famiglia. Se arrivate con la famiglia vi facciamo lo sconto. 0292947222. Vi ringrazio naturalmente per la vostra magnanimità. Pronto? Pronto, sono io. Quella, ecco, uno che a Pontida non viene perché è sempre stanco. Forse vengo. Vediamo come sto il giorno prima, se sono grintoso magari vengo a farti un saluto. Ma mi piacerebbe. È giusto perché sei te. Grazie. Un altro non venivo neanche. Volevo dire che sta Repubblica è veramente una baraonda, perché adesso non è per dire, ma le procure, ci saranno anche procuratori responsabili, fanno proprio quello che vogliono, fanno quello a seconda di come gli gira, a seconda della corrente a cui appartengono, fanno quello che vogliono, disfano, va bene qualsiasi cosa, perché se uno fa una critica anche lontana a qualche alto esponente, diciamolo, dell'ebraismo in Italia, subito la procura interviene anche per una critica. Poi c'è uno lì a Erba che sbraita, urla che la Madonna dà il centuplo per ogni euro che gli danno, incassa 22 milioni all'anno, non paga le tasse, truffa le vecchie, e lì va bene perché sostiene che compare la Madonna, ma la Madonna non compare, non è mai comparsa la Madonna. Ma cosa ne sai tu? Io la vedo tutti i giorni quando sono in coda per venire verso la radio. No, scherzo. Però, no, va bene, abbiamo tanti di quei mangiapreti all'ascolto e ogni tanto un morsettino bisogna pur darlo. Chiaro che anti-ebraismi, quella cosa lì, insomma, ci sono sia a destra che a sinistra, ok? È chiaro che questa guerra non è che sta migliorando la situazione, cioè chi odiava gli ebrei adesso li odia ancora di più. C'è bisogno che lo dica Sammy Varin, io lo prevedevo ancora qualche tempo fa, appena il fattaccio dell'ottobre scorso è avvenuto, ho detto adesso salta fuori un casino, perché l'odio aumenta ancora di più. Come dico sempre, la verità sta nel mezzo, e speriamo che questo weekend che si avvicina, oltre a essere la domenica di Pontida, sarà anche la domenica di manifestazioni della sinistra non autorizzate, proprio per dirgliene di tutti i colori agli ebrei, antisioniste, non autorizzate. Potete immaginarvi come potrebbe finire la cosa? Speriamo di no. C'è un'altra chiamata, 0292 947222, mentre Lorenzo mi sta inquadrando, guarda che bello, l'ultima produzione del nostro Grimoldi, Marco Grimoldi, collaboratore di Radio Libertà, che ci prepara i gadget più belli. Beh ragazzi, guardate che orologio che ha realizzato. L'orologio è tutto magna, al posto delle lancette chiaramente c'è forchetta e coltello, ma c'è scritto proprio è tutto magna con tutte le stelline. Questa è roba da Rita Padana, che salutiamo. Questo è il suo pane, gli piacciono gli orologi con le stelline, ma soprattutto con scritto è tutto magna. Questa produzione limitatissima per i primi che arriveranno domenica al gazebo di Radio Libertà a Pontida, e mi raccomando non arrivate alle 3 del pomeriggio perché non trovate più niente. Pronto? Buongiorno Alessio, Stemmi, non dico chi sono, ma già capito benissimo. L'ho evocato, è arrivato. E lo spirito si è posato, ho detto ciao, che chiamo Sammy. Il neo segretario della Lega.
della sezione Rescaldina. Rescaldina, storica località balneare a 2 passi da Milano, signori. C'è il bozzente e ognuno di noi può andare a fare anche il bagno. Una volta lo facevano, adesso non lo so se si può fare ancora. Comunque ragazzi che mi state ascoltando, Sammy è carichissimo, perché domenica dovevate vedere lì a Rovato che cosa faceva, mangiava lo spiedo e dopodiché partiva a collegarsi con i vari personaggi che sono stati lì con noi. E è stato bello. Sì, è stato bello, è stato anche buono per l'amor del cielo. Lo spiedo, poi la schiscetta che ci siamo portati a casa è stata veramente buona. Grazie Gabriella. Vero, la sentiremo domani, ecco, lo dico proprio domani alle 12:45 nella trasmissione Tutto Magna Magna. Mi collegherò con un ristorante che ci ha ospitato domenica scorsa nello Spiedo Padano e chiaramente gli facciamo raccontare le squisitezze che sfornano ogni giorno. Certamente Sammy, guarda, lo spiedo era buonissimo, i tuoi figli, la moglie, anche qua da me, non riuscivo a prenderlo e me ne era già partito. C'era stato anche Balù che l'ha assaggiato, per l'amor del cielo. Che è il suo cane, non è un figlio, è il suo cane. No, Balù. Io dico una cosa sola. Manca solo che il segretario abbia un figlio che si chiama Balù e andiamo bene, dice. Vabbè. No, dai Sammy. Niente, io dico una cosa sola, sono molto come Sammy e come tutti carico per Pontida, perché già lì a Rovato si è ascoltato, si è sentito delle belle cose, si è sentito e voglio vedere lì a Pontida che cosa succederà. È una Pontida curiosa, però una Pontida dove tutti devono esserci, tutti quelli della Lega devono tirare fuori il loro spirito battagliero, ritornare ai vecchi tempi, né più né meno. Comunque io vi aspetto, ci sarà anche una sorpresa che abbiamo concordato con Sammy lì. Venite al nostro stand e ragazzi, non sta a me a dire lasciateci giù questi, come dice Sammy, che pur sempre sono soldi, i miseri 5 euro. Perché ragazzi, d'accordo che sono Marco Grimoldi, ma sono niente, però tutti lì in radio possono parlare, possono aprire i microfoni, non mi hanno chiesto chi ero, che cosa facevo, cosa volessi dire in questa trasmissione qua. Ragazzi, è l'unica radio ancora libera dove ognuno di noi può parlare. Io vi ringrazio, vi aspetto tutti a Pontida, al nostro gazebo. Ciao Sammy e ciao a tutti. Grazie Marco Grimoldi, sono suoi questi ultimissimi gadget che vi stiamo inquadrando dal portachiavi bruciacchiato con scritto Radio Libertà o con l'effigie di Sammy Varin all'orologio con scritto è tutto un magna, roba, ribadisco, assolutamente da collezione perché ce ne sono pochissimi esemplari, adesso non so quanti ne sono rimasti, tipo una ventina di orologi, non di più, e quindi lo dico col cuore in mano e per quello alla fin fine che vi chiediamo un contributo almeno di 10 euro, proprio perché è un qualcosa che serve per aiutare la nostra radio, la nostra redazione e per voi rimane un ricordo indelebile della nostra emittente. Ancora qualcuno in linea 0292947222 e adesso vi volete, lo so, arrivano le prenotazioni, prenotami questo, sti pizzini, cercate di arrivare presto, chiaro che lo so, molti di voi, quasi tutti, arrivate con i pullman e i pullman prima di una certa ora non arrivano. Fate così, la prima cosa che fate appena scendete dal pullman e andate sul Sacro Pratone, guardatevi in giro, ci sarà scritto in grande sullo stand Radio Libertà, venite subito a fare la spesa da noi, ok? Mal che vada, mi dite se non potete poi portarvi dietro l'orologio, non avete lo zaino, e cacchio, neanche uno zaino per andare a Pontida, come andare in gita, no? Ce lo lasciate lì da noi, una volta pagato e prenotato, ve lo venite a prendere quando ripartite, ok? È un consiglio buono? È un consiglio buono. Mi piaccio quello che dico, mi faccio l'applauso da solo. Un altro in linea, pronto? Pronto, Sammy, ciao, sono Lorenzo da Como. Uela.
Ciao, volevo dirti, una settimana scorsa, venerdì, sono passato, devo andare verso Gallarate, sono passato da Cassano Magnago, mi sei venuto subito in mente. Oh, E tra grazie. l'altro ho notato che c'è un'attività che porta il tuo nome, non so se tu hai già presente. Porco, mi hai scoperto. Volevo sapere se è la tua seconda attività e se quindi ti vedremo magari a Pontida dietro al bancone del kebab, che prepari magari un delizioso kebab per noi. Non lo Grazie. So. Era questa una curiosità. Scusa, Lo so, e d'altronde sai, solo per questo. lo stipendio non manca, però è pochino, e quindi ci vuole una seconda attività, ho capito. Grazie, caro. Adesso ho scoperto anche gli altri, spero di aver fatto pubblicità occulta. No, assolutamente, perché uno dei nostri fornitori, il famoso Sammy Kebab di Cassano Magnago, in provincia di Varese, appunto la mia città, e lo fa buono, assolutamente. È chiaro che i primi tempi che era arrivato questo signore che aveva il mio stesso nome mi faceva un po' impressione, adesso ci sono abituato e tranquillamente ci siamo. Grazie caro, un'altra chiamata se arriva, il più veloce in diretta 02 9294 7222, ma intanto giustamente WhatsApp a go, ecco questo che fa il conto alla rovescia. -5 a Pontida, domenica 6 ottobre dalle 10, prenota il tuo posto sul pullman su legaonline.it/Pontida24, e attenzione, dopo le 14 avremo anche modo, c'è un ospite musicale, ma poi avremo modo di andare proprio sul sito di legaonline.it/Pontida24 e comincio a leggervi una lista interminabile di pullman che domenica 6 ottobre di buon mattino, addirittura durante la notte, vi porterà a Pontida. Pullman quasi sempre gratuiti, signori, o con un minimo contributo, quindi è una bella idea anche per chi ci segue da lontano fare una gita fuori porta in questo paesino della provincia di Bergamo, da sempre sacro alla Lega, ma non soltanto alla Lega, perché questa poi è una gigantesca festa del territorio. Ci sono stand che arrivano da ogni parte d'Italia, ognuno porta qualcosa, i prodotti del proprio territorio, per cui è come andare veramente a fare la spesa in tutta Italia. Ognuno ti porta qualcosa e compri qualcosa da portare a casa, che sai che è roba freschissima appena prodotta dal territorio. Una bella storia. Poi chiaro, ci sono le chiacchiere politiche, quelle importanti che arriveranno. Matteo Salvini ci dirà le dritte per questo autunno-inverno, e poi chiaro gli ospiti internazionali, il presidente dell'Ungheria, ragazzi miei, potete immaginarvi quanto scriveranno su questa cosa, Wilders, e ancora quelli dell'FPÖ che hanno vinto in Austria, cose che i giornalisti professionisti delle varie testate, i giornaloni, sono lì che non vedono l'ora di prendere la rincorsa, ne scriveranno di tutti i colori, ma viverla direttamente voi dal Sacro Pratone quella giornata, vi assicuro, è un'altra cosa. Quindi chi può, poi vi darò i vari numeri di telefono, prenotate il pullman per Pontida. Chiaro che chi non può, chi è anziano e chi giustamente ha una vita un po' più complicata anche nel weekend, ad esempio con bambini, potrà seguire tutto quanto sulla nostra radio, sul canale 252 del televisore o sui social, perché faremo diretta assolutamente non stop. Per il momento invece ci fermiamo, ma solo qualche minuto, il Qui Parlamento, il cinema e poi un artista indipendente che si chiama Enzo Schiano, italiano che vive all'estero. Vi raccontiamo tra poco. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dopo il grande successo del pluripremiato film Joker, l'acclamato regista Todd Phillips torna a dirigere il premio Oscar Joaquin Phoenix nei duplici panni di Arthur Fleck e Joker, con il premio Oscar Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn. Tutto il mondo guarderà Joker, Folie 2, dal 2 ottobre al cinema. Bella collezione! Vuoi raccontare come nasce Pop Music? No, questo è troppo rischioso per tutti! Ho detto solo che ho bisogno di ispirazioni! Pop Music! Bastardo! Non ho capito cosa ha detto! Jack La Furia, Rudy Zerbi, Luca Ward, Marco Mazzoli e tanti altri ti aspettano dal 26 settembre solo al cinema. Figo! Pop Music, Animation for Fashion.
Selezione ufficiale al Festival del Cinema di Venezia. Se io ti chiedessi qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio, tu che mi diresti? Lucignolo. Quanto era più facile quando ero una bambina, ma adesso che sono una donna, un bel casino, papà. Il tempo che ci vuole. Io non ti lascio più adesso. Un film di Francesca Comencini, dal 26 settembre al cinema. Dal regista delle Colline hanno gli occhi Alexandra Aja e dai produttori esecutivi di Stranger Things. Quest'anno stare in silenzio non ti salverà. Il premio Oscar Halle Berry in Never Let Go, a un passo dal male, dal 26 settembre solo al cinema. Qui Parlamento. In base al quale le province, insieme con i comuni e le città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. Sottolineo poi che l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina del referendum sulla legge regionale in materia di forma di governo e sistema elettorale, modificando l'articolo 12 dello Statuto, con la sostituzione del quarto comma e l'abrogazione del quinto comma introdotti dall'articolo 5, comma 1, lettera D della legge costituzionale numero 2 del 2001. Faccio presente che attualmente il quarto comma dell'articolo 12 stabilisce che la legge regionale che determina la forma di governo e il sistema elettorale regionale approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti sia sottoposta a referendum regionale, qualora entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un 50° degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. In tale evidenza la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il quinto comma della medesima disposizione aggiunge che se la legge di cui trattasi è stata approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se entro 3 mesi dalla pubblicazione la richiesta è sottoscritta da un 30° degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale. Sottolineo che secondo il dettato dello Statuto vigente la disciplina di tale referendum confermativo è prevista da apposita legge regionale, la legge regionale del 27 novembre 2001, la numero 29. Con le modifiche approvate dalla prima commissione che sostituiscono interamente il quarto comma e abrogano le disposizioni del quinto, si stabilisce invece che la legge su forma di governo e sistema elettorale regionale possa essere sottoposta a referendum regionale confermativo, secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale. Pertanto sono abrogati gli attuali quorum e tempi previsti dallo Statuto ed i presupposti, oltre che le modalità di svolgimento del referendum regionale sulla legge in questione, sono interamente rimessi alla legislazione regionale. L'articolo 6, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina del numero dei componenti del Consiglio regionale, modificando l'articolo 13 dello Statuto. In particolare, analogamente a quanto previsto dalle leggi regolatrici dell'assetto istituzionale di altre regioni, si stabilisce che il Consiglio regionale si compone di un numero fisso di 49 consiglieri, in luogo dell'attuale previsione in base alla quale il numero dei consiglieri è determinato in funzione della popolazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa del testo originario della proposta di legge costituzionale, l'intento del Consiglio regionale è evitare che, anche alla luce del progressivo calo demografico registrato nella regione, la composizione del Consiglio regionale sia esposta al rischio di subire costanti variazioni. L'articolo 7, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'articolo 54 dello Statuto, reintroducendo la possibilità per la Regione di assegnare agli enti di area vasta una quota delle entrate regionali, al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Faccio presente che la disposizione vigente già prevede tale possibilità in relazione. Qui Parlamento.
Lo sapete, Sammy Varin è per gli artisti indipendenti, poi se sono un po' retro mi piacciono ancora di più, anche perché so che siete in tantissimi non più giovanissimi che amate quel bel modo di cantare che c'era nella musica italiana negli anni 60, 70, anche 80. Lui si chiama Enzo Schiano, la canzone è intitolata Aria d'autunno. Vogliamo sapere qualcosa di più su questo artista, perché sono certo ha qualcosa di interessante da raccontarci. E allora l'ho chiamato, lo abbiamo in linea. Ciao Enzo! Ciao Sammy! Piacere di trovarti. Enzo Schiano, cantautore italiano che però non vive in Italia. No, purtroppo no, vivo in Germania. In Germania, ragazzi, e qui io apro una parentesi, mando un grande saluto a tutti gli italiani all'estero. Il bello di avere una radio che si sente su internet, sul sito radiolibertà.net, ma anche sui social, su Facebook, su YouTube. Sai quanti italiani all'estero che ci sentono, addirittura dal Giappone, ed è una famiglia bellissima che si sente unita proprio anche attraverso la nostra radio che trasmette tantissimi artisti indipendenti. Enzo Schiano in Germania, e chiaramente ci devi un attimo raccontare questa tua passione per la musica che porti avanti, ma parlando, cantando agli italiani che vivono in Germania o a quelli che vivono in Italia e nel resto del mondo? Questa è la domanda interessante. Le mie canzoni le faccio sempre per me prima di tutto, perché amo scrivere e però soprattutto mi piace condividerlo con tante belle persone che seguono anche il mio modo di cantare, piace, voglio dire, quello che scrivo. E immagino che avrai parenti e amici che ancora vivono in Italia. Certo, ne ho tanti. Io ogni tanto vado a trovare mia mamma, cioè, voglio dire, ci vado in Italia, certo. Non sempre, perché purtroppo il lavoro non me lo permette, però appena posso una scappata la faccio sempre. Quindi signori, si vive in Germania ma con il cuore in Italia, cantando che cosa? Questo pezzo, ad esempio, che stiamo trasmettendo in questi giorni si intitola Aria d'autunno, e cosa c'è di meglio? E basta uscire fuori un attimo, la sentiamo l'aria d'autunno. Effettivamente qui in Italia comincia a fare freschettino, non so in Germania, ma penso anche da quelle parti. Qua fa anche più freddo. Sì, e piove. E piove, no? Qui ancora oggi ci riusciamo a salvare. Che cosa racconti nella tua musica? È questo modo anche di cantare che dicevo prima, un po' retro, che qui in Italia quasi non si usa più, perché sai che se oggi non usi l'autotune, non usa l'autotune, ma dove vivi? Qui cantano gli artisti più stonati che tanto non se ne accorge nessuno. Tu hai ancora un piede nella tradizione italiana e che a quanto pare piace non solo in Italia, perché sappiamo che la musica italiana molto spesso è sottovalutata nel nostro paese, piace ancora di più nel resto del mondo. Penso un po', è vero? È vero, questo sì. In questa area d'autunno, diciamo, è un po'... sai, quando uno si sente triste, quando uno vive l'autunno, perché non sai dove sei nato, voglio dire, è una grande tristezza, voglio dire, per me, soprattutto, che io ci soffro tanto per questo fatto. La nostalgia di casa, signori. Certo, quello sì. E poi dipende, ogni canzone è sempre soggettiva, ognuno poi la può interpretare come se la sente, voglio dire. A me mi dà questo senso. Chiaro. È il bello proprio degli artisti indipendenti, no? Che alla fine hanno una sensazione, la trasmettono perché la provano, ma poi
ognuno di voi ascoltatori la fa propria quella canzone e la prova, l'ascolta in modo diverso. Senti, cosa si muove Enzo Schiano, lo ricordo amici, qualcuno mi chiede nome e cognome, Enzo Schiano, lo trovate facilmente su YouTube con la sua produzione. Cosa si muove lì in Germania? Riesci a trovare dei posti dove suonare o per suonare alla fine è meglio venire qui da noi? No, io ho molte richieste di serate, voglio dire, lavoro in questo campo anche, diciamo, Quindi faccio serate. Cantautori italiani richiesti anche in Germania. In che zona, mi chiedono, dove stai? Io sono nel Bayern, non so se voi sapete, diciamo Monaco di Baviera, sono a 100 chilometri, il paese proprio si chiama Kempten. Perfetto, così qualcuno che ha amici parenti ti ha già messo tranquillamente a fuoco. Senti, allora Enzo, diamo appuntamento per chi ama questo modo di cantare un po' retro su tutti gli store digitali, su YouTube. Basta scrivere Enzo Schiano, giusto? Sì. Oppure audiofollia.it col nome di Enzo Schiano esce tutto quello che ho fatto fino adesso, voglio dire. È minimo, e poi insomma, quando torni ogni tanto in Italia a trovare parenti e amici, lo sai che qui a Milano c'è una radio che si chiama Radio Libertà e come minimo ti aspettiamo, ci porti una birra, ci basta quella e ti facciamo entrare, ok? Ti posso portare una Weizen, qua vanno le Weizen, Promossa. sono Promossa. Weizen, sono un tipo di birra fatta proprio naturalmente con lievito e tutto il resto, però di quella vanno molto qua, sono famose per queste cose qua. Bene. Si chiamano Hefeweizen. Weizen, perfetto, l'ho scritto in modo che quando arriverà Enzo Schiano potrà entrare se ci porterà una Weizen. Grazie Enzo, buona musica e alla prossima canzone, so che scrivi per cui sei già pronto a meditare altre cose. Già ho registrato ieri un altro pezzo che ti manderò, così lo ascolterai quando esce e poi se ti piace me lo mandi. Certo, vai tranquillo. Grazie Enzo, buona musica, alla prossima. Grazie Sammy. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Beh, ragazzi, questo è puro cantautorato anni 70, ecco, potremmo dire così, quegli artisti che non esistono più perché non gli danno più spazio sulle radio, quelle fighe, no? E noi glielo diamo perché pensiamo che siano dei piccoli tesori retro, se volete anche un po' kitsch, ma hanno un pubblico bellissimo e appassionato. 14:17, io ho tempo per riaprire le linee 0292947222. Il popolo del buonsenso vi aspetta a Pontida domenica 6 ottobre. Mamma quanti saremo, guardate un po' sul sito. Che cavolo, stanno apparendo decine e decine di pullman. Inizia con la A, Abruzzo, provincia di Chieti, uscita autostradale Chieti, si parte domenica mattina per portarvi sul sacro prato di Pontida. Chi c'è in linea? Pronto? Dino dalla provincia di Brescia, Senni. Ascolta, io ieri domenica non sono venuto perché ero al paese di tuo padre, felicissimo di essere stato in Croazia, in Istria. Wow, bellissima gita. Ecco, bello. Comunque a Pontida non mancherò, non sono mai mancato da quando facevamo il gazebo con gli alpini dell'Alpa, da quando andavo fino all'anno scorso con l'umanitaria padana, e adesso quest'anno mi sono reso libero e tra l'altro non vengo neanche col pullman perché io voglio essere lì già alle 8 con i primissimi fedelissimi di Pontida. E ci troviamo lì.
Ecco, una cosa per cui ho telefonato, una proposta che avrei voluto fare tante altre volte, però fare una proposta a tutti i nostri assidui ascoltatori, amici di Radio Libertà, di trovarci lì al gazebo della radio, così almeno ci possiamo vedere in faccia. Vero? Vero? Bravissimo. Sarebbe una bella iniziativa che mi piacerebbe molto e penso che piacerà, magari se la fai anche in altri momenti, che magari perché non sempre sono in ascolto, siamo in ascolto noi ascoltatori. Vero. E quindi magari farai un appello, e poi un appello a donare e a fare un abbonamento. Io sono abbonato da qualche anno, quindi la nostra radio vive solamente, cioè soprattutto per i nostri contributi, e faccio un appello accorato di vederci lì e speriamo che non piova, almeno le previsioni. E un grande abbraccio a tutti i fratelli padani. Io ancora ce l'ho nel cuore questo Anche noi. Grazie caro, una bellissima idea trovarsi allo stand di Radio Libertà questa domenica a Pontida. Bella idea anche quella di venire con la propria macchina, arrivare presto, lo sapete, poi dopo una certa ora c'è una coda infinita su tutta la statale. Noi saremo già lì per le 7:30 al gazebo di Radio Libertà, quindi veniteci subito a trovare. Certo, il gazebo di Radio Libertà sarà anche un punto di ritrovo tra gli ascoltatori di Radio Libertà che ci vogliono conoscere, che ci vogliono toccare, che si vogliono abbonare alla nostra radio, cosa che potete fare anche in questo momento andando sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati. Basta una donazione anche di 5 euro, va bene? Ma è chiaro che se venite domenica ci sono i nostri gadget, è facile vedere ancora, dai, Lorenzo, non capisco più niente, tutti sti registi. Lorenzo ci mostra il bellissimo orologio da collezione con scritto Radio Libertà, i nostri portachiavi in legno bruciacchiato con scritto Radio Libertà, sui quali si può anche fare l'autografo, e quindi il bello è che poi li portate a questo e a quell'altro, glieli fate firmare. Il portachiavi da collezione con l'effigie di Sammy Varin da appendere in macchina con scritto vai piano, pensa a me. E poi naturalmente ci saranno le magliette, i cappellini, gli adesivi, i sacchettini, le sportine di Radio Libertà. Tutto chiaramente, non pensate di prendere gratis, è tutto a un costo, almeno 10 euro per l'orologio e i portachiavi, perché sono da collezione, una produzione limitatissima fatta a mano da Grimoldi durante la notte. Il nostro militante Marco Grimoldi la notte non dorme, ha prodotto questi gadget. Certamente 5 euro bastano per portarvi a casa il cappellino o altre cosettine più piccole. Ci sono i CD, mi ero dimenticato di dire, i CD degli artisti indipendenti, molti di questi li avete sentiti in questi anni sulle nostre frequenze. I libri perché noi mandiamo musica indipendente in onda, ma ci sono anche gli autori indipendenti che spesso intervisto, che ci fanno avere qualche libro da distribuire. Faremo anche quello, certo, ma intanto che io parlo è arrivata un'altra telefonata. Pronto? Caro Sammy, non ci sentiamo da una vita, sono Mimmo da Napoli. Uè, che piacere! È il piacere tutto mio, volevo intanto buona festa a voi di domenica. Grazie. Detto questo vorrei entrare su giusto una postilla rispetto a quello che nel 1989, vistisi pigliati DC per Partito Socialista, vistisi pigliati dalla paura di Tangentopoli che stava nascendo, fecero in Parlamento una legge che non dava alla magistratura, votavano per dare l'autorizzazione diciamo così, a procedere per un parlamentare. La legge passò. Adesso nel 2019 è successo che il Parlamento ha votato l'autorizzazione a procedere per Salvini, che mi auguro a 1000 per 1000 che non possa tranquillamente passare alla cosa. Però il mandante di questo processo è il Parlamento italiano.
i colleghi suoi lo hanno mandato a essere processato. Non è la magistratura, ma la magistratura applica ciò che dice il Parlamento. Quindi 1989 per l'immunità, 2019 hanno autorizzato a procedere per Salvini, che io mi auguro, ripeto, per l'ennesima volta venga assolto, anzi che non ci sia proprio luogo a procedere. Ma posso dire con tutta tranquillità che è stato il Parlamento. Poi, per quanto riguarda l'autonomia, se ci sono cash sul tavolo almeno 30 miliardi per le prestazioni minime, allora si può fare anche domani mattina. Ma se questi soldi non ci sono, possono aspettare altri 2000 anni, ma l'autonomia non ci sarà mai. È il mio pensiero, però, ripeto, vi auguro una bellissima festa. Grazie caro, un saluto a Napoli. Ma è chiaro che l'autonomia parte se ci sono i LEP, questi livelli essenziali di prestazione che garantiscono a tutte le zone d'Italia un trattamento uguale, e cosa che finora non c'era. La speranza è proprio questo, che l'autonomia porti un beneficio a tutta l'Italia. È chiaro, chi si avvarrà dell'autonomia avrà più benefici, perché molti dei soldi che arrivano, se li potranno tenere sul territorio, li utilizzeranno loro al meglio. Per gli altri sarà la stessa cosa, ma torneremo sull'argomento. Ricordate, oggi c'è una bella intervista del governatore di Regione Lombardia Fontana sul sito di Radio Libertà. Dicevamo pullman per Pontida, ragazzi, stiamo inquadrando la pagina legaonline.it, si parte dall'Aquila, da Pescara, da Mosciano Sant'Angelo, provincia di Teramo, poi proprio dalla Campania si parte domenica durante la notte dalla provincia di Caserta città, da Napoli città, Piazza Garibaldi centro direzionale parte il pullman durante la notte. In Emilia Romagna si parte da Bologna, via del Carroccio, ottima via per partire alle 6 del mattino, e chiaramente alle 10 siete sul Sacro Pratone. Si parte dalla provincia di Forlì Cesena, da Modena via Galileo Galilei, e ancora si parte da Sassuolo, si parte da Noceto in provincia di Parma. In Friuli Venezia Giulia il pullman parte da Monfalcone con Anna Cisint. Ragazzi, viaggiare in pullman con la Cisint, come vorrei farlo anch'io. Si parte da Pordenone in Viale Treviso, si parte da Sacile, da Spilimbergo. A Trieste si parte domenica questa da Piazzale Oberdan alle 4:30 del mattino, ragazzi, ma ne vale la pena. E che cavolo, arrivati a Pontida. Si parte dalla provincia di Udine, Reana del Roiale. Dal Lazio si parte dalla provincia di Frosinone città, poi da Latina, da Rieti, da Ciampino, da Roma, Piazzale Eur. Si parte alle 11 del giorno prima e in pullman si arriva la mattina e venite a fare colazione dalla Marinella. Una chiamata al volo, pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Allora, in queste settimane stiamo assistendo ad un teatro orrendo. Cosa non si fa per il potere? La sinistra, che ha sempre portato in palmo di mano Israele e gli ebrei facendo molta ipocrisia, ora gli ha voltato le spalle. Perché? Perché si è accorta che per tenersi il potere ha bisogno dei musulmani, e per tenersi i musulmani deve ovviamente tenere Bordone. Questa è la sinistra. Una cosa sull'autonomia che mi ha messo in bocca il Mimmo, che saluto. Allora, l'autonomia, come ha detto lui, non ce la daranno mai, perché in una parte del paese, al centro-sud, dove per decenni destra e sinistra, oppure centro-sinistra e centrodestra, si sono sostenute a vicenda, e ne sono esempi lampanti quello che è accaduto in Calabria, quello che è accaduto in Sicilia, ora non potranno mai accettare l'autonomia, semplicemente perché vuol dire responsabilità, ed è più facile chiagne e fottere che far vedere invece ai propri cittadini che cosa si vale. Purtroppo io la penso così, non ce la daranno mai.
spero di sbagliarmi. Ciao Sammy. Grazie caro, e certo sarebbe bello che qualche regione del centro o del sud accettasse l'autonomia, perché significa proprio responsabilità e significa non dare la colpa sempre a Roma se qualcosa non funziona. Significa non volere il centralismo, che è stato il nostro nemico più grande, ma non solo del nord, ma anche del centro e del sud. Volere meno burocrazia, fare in modo che quando c'è un problema lo risolvo qui il problema, non devo alzare il telefono e chiedere a mamma Roma. Capisci cosa significa autonomia, caro napoletano? Significa questo, però ci vuole qualcuno in gamba che dica sì, me ne occupo io, ok? Ho coraggio. E non è facile trovare una classe dirigente in certe zone d'Italia, ma c'è, ma c'è, ma c'è. E sono sicuro che ci saranno delle sorprese sul fronte autonomia. Intanto certo, mi chiedono i pullman, ma ragazzi, sono mica un'agenzia di viaggio. Andate sul sito legaonline.it, vi dicevo, si parte da Roma, parcheggio Eur, domenica mattina, anzi sabato notte alle 23 si parte, ma poi anche dalla provincia di Viterbo, in piazza del municipio a Viterbo. In Liguria si parte per Pontida questa domenica da La Spezia alle 5:30 del mattino, ascoltando Sammy Varin, minimo, da Savona città in via Boselli, e poi certo dalla Lombardia, in tutte le zone, si parte da Crema, Cremona, Rivolta d'Adda, Serniano, Soncino, Soresina. In provincia di Lodi si parte domenica da Casalpusterlengo, da Codogno, da Pieve Fissiraga. In provincia di Mantova si parte da Castiglione delle Stiviere in due parti, anzi no, sempre lo stesso, Viale Europa, presso il parcheggio dell'ospedale alle 7:15. C'è un altro pullman che parte alle 7:45 dalla stessa location. Si parte da Curtatone, poi certo da Milano, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Melegnano, Rozzano, Senago, Sesto San Giovanni. A Pavia, da Pavia città, Vigevano, Voghera. Si parte dalla provincia di Sondrio, da Tirano, domenica mattina alle 7, direzione Pontida. E via via, ragazzi, potrei andare avanti fino a domani. Ci vado avanti perché c'ho tutta la settimana. Chiaro che fate prima a farvi un giro sul sito legaonline.it/Pontida, oppure scrivere su Google Pullman Lega Pontida e salta fuori il mondo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Qui Parlamento. 8, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 59 dello Statuto che definisce l'ordinamento degli enti locali. Il testo vigente dell'articolo 59, come modificato dalla riforma del 2016, stabilisce che la base dell'ordinamento degli enti locali della Regione è costituita dai comuni, anche della forma di città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto. Il nuovo testo dell'articolo 59 dello Statuto ricomprende nella definizione di enti locali anche gli enti di area vasta, prima del 2016, incluse le province, aggiungendo che si tratta di enti i cui organi sono eletti direttamente. La lettera A prevede questo. Esso prevede poi che sia la legge regionale a disciplinare la prima istituzione, le circoscrizioni, le funzioni, la forma di governo e la modalità di elezione degli organi di area vasta. Questa è la lettera B. La disposizione precisa che funzioni, forma di governo e modalità di elezione possono essere regolati anche con modalità differenziate. L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, sopprime alcune disposizioni dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ritenendole, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa del testo originario, superate in attuazione della clausola di maggiore favore, di cui all'articolo 10 della legge costituzionale numero 3 del 2001. Ricordo infatti che tale clausola prevede che per le parti cui sono stabilite forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, le previsioni di cui alla medesima legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti. In particolare sono oggetto di soppressione l'articolo 5, numero 4 dello Statuto, che attribuisce alla Regione autonoma la potestà legislativa, tra l'altro in materia di disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali. Gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che recano una disciplina del procedimento legislativo regionale che ricalca la previsione di cui all'articolo 127 della Costituzione, nella versione antecedente alla riforma del 2001. L'articolo 60 dello Statuto che disciplina il controllo sugli atti degli enti locali da parte degli organi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato. Da ultimo, l'articolo 10, non modificato nel corso dell'esame in sede referente. Qui Parlamento. Buongiorno a tutti, sono Sofia Gianis e volevo iniziare salutando il mitico Sammy Varin di Radio Libertà e tutti i fantastici ascoltatori. Oggi verrà passato il mio secondo inedito che si chiama Cosmica, che è un brano con sonorità che richiamano un po' gli anni '80 ma in una maniera molto fresca, e nel testo che ho scritto cerco di invitare chiunque a vedere in se stessi il massimo del proprio potenziale e del proprio essere, nonostante viviamo in un mondo molto fragile e difficile, come dico esattamente nel testo. Penso che tutti possediamo un cosmo interiore di bellezza che è solo da scoprire, ma tutti lo possiamo trovare solo se andiamo a fondo nella ricerca della nostra anima e impariamo ad amarci per quello che siamo. E niente, quindi questa è Cosmica e mando un saluto a tutti quanti. Grazie mille.
Pompa, 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 oh, questa è disco music. Che storie, brava Sofia Giannis. Sofia scritto con il PH e la Y, puntini sulle I. Mi sento un po' anch'io come il Nero Tajani. La canzone cosmica, Sofia Giannis con la J, ok? Bella roba, brava, brava, brava. È un po' di ritmo, non ci sta male, anche perché siamo tutti gasati, si avvicina la domenica di Pontida. Guarda cosa mi ha spedito Roberto Vannacci, è domenica 6 ottobre ore 10, tutti a Pontida, lui ci sarà, e l'effigie del generale Vannacci con l'hashtag io sto con Salvini. Chiaro che una Pontida del genere non potete perdervela, perché arriva Vannacci, arriva Wilders, arriva il presidente Orban, presidente dell'Ungheria, ragazzi, ci saranno giornalisti con la lingua fuori, scandalizzati. È chiaro che vivere la giornata di Pontida dal Sacro Pratone è una roba che non vi capiterà mai più. E allora prenotate il pullman per Pontida, legaonline.it/Pontida24. Io sono arrivato alle Marche, dove si partirà dalla provincia di Ancona alle 3 di notte del 6 di ottobre di questa domenica. Si parte da Osimo, da Senigallia, da Ascoli Piceno, da San Benedetto del Tronto, si parte dalla provincia di Fermo, Porto San Giorgio, si parte da Macerata, Civitanova Marche, si parte da Macerata città, ma anche dalla provincia di Pesaro Urbino, da Fano, da Pesaro città. Si parte persino dal piccolo Molise, da Campobasso si parte, signori, alle 8 del mattino del giorno prima. È incredibile. Montenero di Bisaccia, vai! Di Pietro viene anche lui. Si parte da Termoli e poi via via, ragazzi. Posso andare avanti fino a domani, ma mi fermo perché c'è Davide Gerbino che ci porta a fare un giro nei suoi territori. Oggi il blogger delle eccellenze ci porta a Sommariva Bosco, piccolo paese alle porte del Roero. Siamo in provincia di Cuneo, che una volta all'anno diviene la capitale del miele. Miele! Si è appena svolta una bellissima festa del miele, e allora un quarto d'ora con Davide Gerbino e noi ci ritroviamo domani alle 12:30. C'è un piccolo paese alle porte del Roero che ogni anno diventa la capitale del miele. Siamo a Sommariva Bosco e questo è Amel Amel. Nella capitale del miele è tempo di festa per festeggiare la più importante delle bontà, il miele. Il paese si anima e diventa una vera e propria festa per grandi e piccini. E ovviamente il vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze, non poteva che essere qui per raccontarvi tutto questo. E viva il miele! E viva Amel Amel!
Qui siamo nel paese del miele e arrivano qui con il loro miele veramente da ogni parte del nostro paese, ogni parte di questi territori e non soltanto. Ad esempio questo ragazzo giovanissimo, da dove arrivi? Sono di San Damiano d'Asti. Ok, che chi ci guarda da lontano siamo il Roero, però quello già astigiano. Sì, okay. Esatto. Siamo dalla parte opposta rispetto a da dove stiamo parlando oggi. Tu sei un ragazzo giovanissimo, quanti anni hai? Così per chiedere. Allora, ho 32 anni, però è una passione che coltivo da abbastanza tempo per aver sviluppato un po' la mia filosofia in questo settore. Raccontaci un po' questa filosofia, perché secondo me con la tua gioventù stai portando non solo tradizione, ma anche un po' di innovazione, o sbaglio? E si cerca sempre di usare delle tradizioni e comunque delle tecniche imparate dai maestri e trasportarle nella nostra epoca. Adesso il nostro sogno riguardo al mondo delle api e al miele è cercare di andare un po' a riscoprire quelli che erano i mieli che potevano essere mangiati e degustati prima dell'era industriale. Okay. Quindi ci vuole nomadismo, bisogna andare a cercare dei raccolti che non vengano a contatto con coltivazioni, con molta antropizzazione, e quindi si fa un miele un po' gitano, diciamo. Ok, e soprattutto tradotto tanto lavoro, perché immagino che tutto questo voglia dire fatica. Soprattutto per cercare di fare un prodotto che sia, diciamo, libero da lavorazioni artificiali, senza tanti macchinari, senza tanta tecnologia, si fa meno miele, ma si fa un certo tipo di miele. Potremmo dire un po' un miele alla vecchia maniera, come facevano i nostri nonni fondamentalmente. Io però qua vedo che ci sono tante varietà di miele. Quali sono quelle che vanno di più, che piacciono di più? E invece ti faccio un'altra domanda: quali sono quelli un po' più particolari? Sì, allora, noi iniziamo il nostro viaggio da casa nostra, quindi le colline astigiane, cerchiamo proprio dal satellite dei boschi che siano molto lontani dalla terra alterata dall'attività umana, e quindi si parte con la caccia. Noi lasciamo raccogliere alle nostre api tutti i mieli primaverili, di modo da non stressarle, non alterare troppo il loro equilibrio, e il primo raccolto abbondante è la caccia, dopodiché scappiamo molto volentieri in altri posti lontani dalla collina, dove ovviamente l'agricoltura deve fare il suo corso. Noi scappiamo in montagna a raccogliere sia dei mieli di alpeggio e dei mieli di castagneti, dove non vengono più effettuate lavorazioni, quindi proprio dei castagneti abbandonati. A me piacciono quelli. C'è l'imbarazzo della scelta. Allora, per salutarci ricordiamo ancora dove ti trovano, perché oggi siamo qua in fiera, però ovviamente non è che sei sempre qua, quindi per chi ti guarda da lontano, che magari vuole conoscerti meglio. Allora, noi siamo a San Damiano d'Asti, l'azienda si chiama Woodland, e fondamentalmente ci trovate sia ai mercati dei produttori nell'Astigiano che comunque ogni tanto qualche fiera mirata. Cercatelo, perché è un ragazzo giovane e quando ci sono i ragazzi giovani dobbiamo sostenerli. Ma non andate via, perché abbiamo ancora tante cose da scoprire. Alla ricerca delle curiosità di Amel Amel mi sono imbattuto in un qualcosa di veramente speciale. A creare tutta questa meraviglia, tra l'altro, è la ragazza giovanissima che vedete qui al mio fianco, Giorgia. Grazie. Ciao Giorgia. Ciao. Intanto lo so che non si chiede l'età a una ragazza, ma a te la posso chiedere perché sei giovane. Quanti 37. anni? 37 anni. E questa roba la fai tu? La faccio tutta io, sì. È tutta in cera d'api, in pura cera d'api, infatti si vede anche. Sì, giustamente. È una passione che ho scoperto, è già un anno che lo sto facendo. Dovuto alla mancanza di lavoro, diciamo così, poi mi sono un po', mi sono reinventata anche a me stessa. E quindi questo devo dire che è un bellissimo messaggio, perché comunque una ragazza giovane che nella difficoltà ha trovato la sua strada e hai riscoperto anche una vena artistica dentro di te, perché per fare tutto questo... Più che altro creativa, che non avrei mai detto. Io direi artistica, perché veramente sono, come si può dire, veramente delle piccole grandi meraviglie. Di dove sei? Dove ti trovano? Ad Alba. Sono ad Alba, quindi sei abbastanza vicino. Per chi ci guarda da lontano, visto che ci seguono un po' da tutta Italia, ti trovano anche online, su Instagram? Mi trovano su Instagram, su api-candele. Ok.
quindi mi raccomando, cercatela. Adesso non le faccio troppe domande perché è un po' agitata, e poi c'è tantissima gente che vuole un po' vedere le sue cose, quindi giustamente la lascio alla sua fiera, però cercatela perché ne vale veramente la pena. Questi sono dei bellissimi regali verso magari il Natale, ma non soltanto, qualsiasi pensierino, davvero. E poi se mi seguite poi sulla pagina Instagram, comunque vedete anche poi i vari mercatini che andrò a fare, anche quelli di Natale piuttosto che magari quelli autunnali adesso che abbiamo iniziato. La cosa divertente è che all'inizio non voleva neanche parlare, adesso non smette più, e funziona sempre così. Grazie mille, Giorgia. Grazie a voi, è stato un vero piacere. Grazie. Complimenti davvero per quello che fai, e una bella chicca. Amel Amel è il centro del miele. Oggi Sommarriva Bosco diventa la capitale dei mieli pregiati che arrivano qui da tutta Italia. Ad esempio queste due meravigliose ragazze, che non sono sorelle ma sono mamma e figlia, anche se sembrano sorelle, arrivano dalla provincia milanese, giusto? Dove arrivate di preciso? Sedriano, che è provincia di Milano, e Corbetta, che è un paesino vicino. Abbiamo 2 negozi. L'attività è nata 15 anni fa e il nostro mentore è stato Strumia. Ok, e infatti lui mi ha consigliato di venire da voi perché mi ha detto che qui trovo veramente anche dei mieli particolari. Mi raccontate un po' di questi, perché ci sono di quelli che bene o male conosciamo un po' tutti, ma qua ne avete una selezione veramente, io non pensavo nemmeno esistessero tutti questi mieli. Ad esempio, 2 particolari. Ad esempio il miele di spiaggia, che è un miele salato, che viene prodotto nel Parco San Rossore Migliarino in Toscana. Il retrogusto è leggermente salato e viene fatto con i fiori di elicriso, cisto, tamerice. Le arnie vengono proprio messe nelle dune di sabbia, vengono localizzate là, e le api non amano tanto il nettare dell'elicriso, che è la maggiore fioritura, ma il profumo, quindi si strofinano in questi fiori, apportando poi al miele gli oli essenziali più il nettare di altri fiori come il corbezzolo, l'elicriso, il cisto. Mamma mia, io sono veramente impressionato, sono impressionato anche da come lo racconti questo, perché davvero, e infatti volevo proprio arrivare a questo, cioè in questo lavoro quanta passione, quanto è importante la passione e l'amore per questo prodotto. Noi è nato tutto da una visita di Strumia, e mi ha fatto innamorare di questo, e da lì io ho deciso di girare l'Italia personalmente per andare a trovare proprio gli apicoltori più piccoli, più particolari, e portare in giro, portare nel mio negozio tutti i sapori italiani dedicati proprio al miele, che possano ricordare anche una vacanza. Ad esempio ho comprato il miele di corbezzolo in Sardegna. Venendo in mieloteca posso farti rivivere quel sapore, quell'emozione, perché io cerco di portarli tutti in mieloteca. Complimenti anche per il nome, perché mieloteca devo dire che non l'avevo mai sentito, quindi davvero bella questa idea. Un'ultima domanda, questa la faccio a te, che sai, la figlia, abbiamo capito, non è la sorella ma è la figlia, quindi come ti ha trasmesso questa passione? Perché vedo che anche mentre tua mamma parlava la guardavi con un po' di lacrimuccia agli occhi, quindi vuol dire che ci credi anche tu in tutto questo. Assolutamente sì, me l'ha trasmessa da quando ero piccolina, per quell'attività cioè da più di 15 anni, e me l'ha trasmessa giorno per giorno, tant'è che poi dopo ho seguito le sue orme aprendo il secondo punto vendita. Porterà questa attività veramente nel futuro. L'avete capito come si chiama? Mieloteca, per chi ci guarda, mieloteca d'autore, e immagino che vi trovano così anche sui social, quindi su Instagram. Sì. Okay. Perché mieloteca d'autore? Perché ogni vasetto di miele ha la sua storia e anche la nostra storia, perché noi facciamo proprio i viaggi fisici per andare a cercare il vasetto di miele. Non è un semplice vasetto di miele, c'è una storia dietro, una storia, la passione, la ricerca e anche la gente. Sì. Andatele a cercare, perché adesso abbiamo fatto solo un piccolo flash, ma secondo me c'è molto da scoprire e molto da raccontare. Mieloteca d'autore, cercatelo sui social e seguiteli, perché secondo me ne vedrete delle belle e delle buone più che altro, perché è così.
Grazie. E a Sommariva Bosco, nel contesto di Amel Amel, troviamo anche delle cose particolari come questa, ad esempio, perché i barbershop del paese lavorano anche la domenica e lavorano in fiera, come in questo caso. E alla guida dell'attività che abbiamo appena visto, in questo caso on the road, anzi on the street, c'è la signora qui al mio fianco. Complimenti intanto per l'iniziativa, per l'idea, perché ho visto tante bancarelle dei negozi, però un barbershop non me lo aspettavo. Ma perché è una novità, diciamo, a Sommariva, mancava un barber. Ci sono tantissimi negozi, bravissime parrucchiere che fanno sia uomo che donna, assolutamente. Invece noi abbiamo pensato di fare questo salone un po' diverso dal solito. Infatti io e mio figlio gestiamo questo salone. Io mi occupo della parte di estetica e tatuaggi e trucco permanente. Infatti volevo proprio chiederti questo, perché poi io ho detto barbershop per farla semplice, ma in realtà non è proprio solo questo. Un salone un po' diverso dal solito, dove si offrono servizi, diciamo, diversificati, unendo le nostre passioni, abbiamo messo in atto questo progetto di famiglia e abbiamo aperto da poco, in realtà solo a novembre, quindi neanche un anno. Fresco. Sì, siamo proprio freschi di apertura. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te, 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Avete ascoltato Potere al Popolo.